Questi sono antichi però. Questi no, sono sempre fatti da me. Ah, ma sono antichissimi. Però li ho proprio antichizzati al massimo, li ho consumati, ho fatto un lavoro qui. Infatti sono quelli che usa Grazia. Io quando lo voglio, è capitato, li rifaccio. Questi sono belli. Perdonami. No, si figuri. Perdonatemi. Non so, genero. Ero da lontano. Anche mia bisnonna. Sì. Però aveva perso il pendaglio. Sì. Ovviamente utilizzava soltanto, che poi è già un ornamento questa parte superiore, quindi alla fine non perdevano. Anche quelli per li sé. ho aggiunti dopo, infatti. I pendenti sono successivi. Però erano così, erano con i pendenti. Sì, sì. Chi non poteva permetterselo metteva solo il galletto. Solo il galletto. Poi c'era anche quello che non aveva niente, perché Beh. non poteva permettersi neanche quello di su. In effetti. No, vabbè, perché è ovvio che sono oggetti. Insomma, magari questi qua era più facile che li regalassero, perché. Anche perché si possono fare più piccoli, no? Vero. Quindi prima forse erano anche più piccoli. Sì, no, io ne ho visti anche più piccolini, però vabbè, nel senso questo, che. cioè, in base alla pietra si fa l'oggetto certe volte, quindi. Ma questa è una pietra abbastanza grande. Infatti dovevo farlo un po' più grande. Certo, certo. Ok. Ecco. Non prendi la fede in mano, la apri Sì. così. Giusto? Qui si apre. Molto bella questa. No, questa è troppo bellina. No, però non filmar me. Molto bella È chiusa. troppo bellina. Quindi una delicatezza questa unica. Chiusa. La mano in fide Ah sì. si chiama. Mano nella fede. E precede quella la fede che deve nuziale, questo è il fidanzamento. Rappresenta un impegno. Sì, perché io ho visto quelle con le manine giunte, ma non così particolari. Si vede che. Questa è tipica. Cioè. Poi da non confondere con l'anello di Santa Rita che gli assomiglia. Infatti è chiusa, quella non apre e non chiude. Ah, È infatti unica. quelle lì che le due manine che si giungono si chiama anello di Santa Di Rita. Santa Rita, ecco. No, vero? Sì, Vabbè, cioè, però tu mi hai molte detto che hai avuto un bel maestro, Sì, quindi sì, non insomma, posso. non ti puoi lamentare. Non posso lamentarmi assolutamente. Beh, poi comunque anche la soddisfazione che tua moglie porti tutti questi, cioè ti dà anche più È bello. voglia di farli. Sì, Vero? è vero. Sì, no. Ma anche quando vedi altre persone, quelle vendute. Sì, infatti te l'ho vedi che detto. sfilano e quindi dici ecco, quello è stato fatto da me. Te l'ho detto, a me questi signori hanno detto che avevano comprato proprio sì, qua degli sono oggetti, questi signori di sesso, ora non mi ricordo neanche i nomi. Ho capito, quello che era del gruppo forte. Sì, Sì, signora che avevamo signore incontrato anche nella riunione, nel dibattito che aveva fatto lei a Sesto. E non mi ricordo adesso il Sì, ho nome. capito. No, ma sono signori che vorrebbero vestirsi sempre in costume, Sì, quindi sì. E hanno iniziato da poco, Sì, me l'hanno forse detto. 3 anni fa, 2 anni fa. Sì, da poco, infatti me l'aveva detto, però gli è venuta proprio questa Passione. che ovviamente poi è sfociata. E l'hai raccontato alla dottoressa il gioiellino che avevi fatto per Carolina Di Mo? No, Troppo poi avevo modesto. fatto anche l'oggetto per. Ed era una margherita, erano di queste. Sì. E era venuta qui in Sardegna, se non sbaglio. Era ospite della provincia, era venuto Possa di Sardegna e per Sant'Efisio, era rimasta 4-5 giorni. Ospite di Nicola Scana, loro della provincia, assessore Adriano Sanis. Adriano Sanis ci telefona al cellulare, dice guarda, però riparte dopo domani, abbiamo capito, passeggiando in castello nei negozietti. E comprano moltissimo. L'anno scorso per il queste cose. vescovo, Sì. Giuseppe Mani. Sì, tramite Don Massimo. Certo. Ha preso un rosario che io qui non ho adesso. Ce l'ha, però volevo vedere se grazie ce l'aveva in mano queste foto. No. Sì, nelle foto forse. No, qui forse. Lo usa per Sant'Efisio. No, neppure. Qui non c'è il rosario. Ce l'ho qui. Aspetta un attimo che non vorrei sbagliarmi. Me ne tieni separo? Sì. Magari ne metto uno per volta. Benino questo. No, sono troppo benino.
vengono meglio con la telecamera. Guarda, Sì, quella è vero. più grandi, i orecchini a paglia. Si devono fatti per una persona che era di qua. Sono enormi, Si vedono cioè, più i dettagli. Sì, in effetti sì. Ma... E tu non li potresti portare No, questi? sono No, più ma grandi di me. poca gente. Vero. Cioè, Ci vuole un collo un tantino lungo per portare. questi li mettono specialmente a quarto così grandi. Vero. Perché comunque quello di quarto è proprio sfarzoso Sì, in una maniera. sì. Cioè, anche quello di settimo, però forse quello di quarto Ci tengono, a quarto Molto. moltissimo. lo riprendo dopo, signor Fernando. Questo è il primo famoso lago che ho fatto io, vedi? Che bellino. Non è adesso come si... Vabbè, se tu ovvio, guardi questo qua la è differenza, più quello è proprio adesso sottile. inizia a diventare antico. Questo ha più di 10 anni, no di più. No, 10 anni, sì, circa 10 E quindi anni. quanto tempo un oggetto per essere considerato antico, quanto tempo deve passare? Ce ne vuole. Ce ne vuole tanto, Ce ne vero? vuole. Almeno mezzo secolo. Mezzo Almeno secolo. 50 anni, infatti. Quindi tra 40 anni questo sarà. Sarà antico. No, quello forse è meglio non inquadrarlo perché... No, quello è più imperfetto. Completo. Da completare, ecco. Che bellino anche d'argento però. Ti dirò che mi piace più d'argento. Sì, ci sono persone che lo preferiscono l'argento. Vero? È Sì. più bello, non lo so, è più luminoso. Lo trovo più luminoso. Pratta. Alcune perline ci sono però. Facciamo vedere un po' la fase. Ecco, sì. Poi facciamo vedere anche questo. Perché quello vero non vengono meglio con la telecamera. Con questa macchina sì, cioè guarda come vengono bene il dettaglio. Sì. Che bellino, no, l'anellino, mi sei innamorata dell'anellino, è troppo bellino. Questo è l'altro bottone, così. Ah sì, sì, così vediamo anche il. Chissà quanto costerà la fede così. Questo? No, vengono benissimo con la telecamera, guarda. Ecco, forse sono i più significativi, perché gli altri hanno più un valore simbolico, che ne so, gli orecchini di cui mi hai parlato, La paglia. a paglia, sì, oppure anche il fiore che simboleggia anche la nascita probabilmente di un amore giovane. Giovane, certo. Certo, mentre questi qua sono proprio più, anche sicuramente sì, più utilizzati, cioè quelli che Si usano anche le persone poco, povere, brava. vero, potevano impiegare. No, viene meglio con la telecamera. Decisamente. Proprio fare un oggetto così bastava poco, ecco perché. Beh, anche le pietre Bastava erano. solo la pietra, certe volte con un pezzo di filo. Infatti, cioè non sempre sono così Sì, elaborati, infatti, perché perché lì- questi sono già delle fasi più. Diciamo quello che fa l'effetto è la pietra. Certo. No, ma. Infatti sì, diciamo che anche l'argento io ho letto che aveva il suo valore in quanto più che altro era simbolico, in quanto era tipico anche delle persone di condizioni non proprio agiatissime l'argento. L'argento era. Però era la pietra quella più. Sì. Che serviva proprio con valore apotropaico. Ma anche sanscritti avevano lo stesso Sì, significato. dove c'era il brocato. Sì, Sì, era anche, nascosta una frase, anche una preghiera, sì.